Lui è il signor Gastone Sandri di Cusinati e come hobby brucia i fiammiferi. Eh sì, li brucia per costruire dei manufatti simbolo delle diverse cittadine del Veneto. Ecco allora il Ponte Vecchio. Quanto tempo ci ha impiegato? Beh, diciamo, una settimana lo finisco. Il problema è che devi aspettare che si asciughi la vinavit, diciamo, e basta, su una settimana comunque si riesce a farlo. Il Ponte Vecchio, lei non ha fatto soltanto un esemplare di questi manufatti, ma ne ha fatti altri. Dove li ha distribuiti? Beh, uno lo distribuito a Napoli, uno a Roma, uno a Milano, uno a Pavia, qui a Bassano, Rosà, Cittadella, sì, beh, ne ho fatti parecchi. Insomma, signor Gastone diviene una sorta di testimonial dell'amato ponte un po' in tutta Italia. Per Marostica c'è la scacchiera, il capitello di Cusinati, la chiesa, addirittura la caserma dei carabinieri di Rosà donata al comandante. Ma non finisce qui, perché si avvicina il 3 ottobre, data di inaugurazione del Ponte Vecchio ristrutturato. Ho intenzione di fare un ponte di Bassano grande e lo regalo alla città di Bassano Regrappa.